Amici di Bella Sicilia, benvenuti a una delle feste più importanti della Sicilia. Festa dei Tre Santi a Galati Mamertino. Vedere i due santi con il crocifisso insieme tocca i cuori. E noi vi faremo rivivere i momenti più emozionanti della festa. Per me tantissimo, tante emozioni, devozioni, sin da piccolina. Su cantate insieme a noi. La festa dei Tre Santi secondo me è la festa più bella del mondo. Guardate che spettacolo, la festa dei Tre Santi a Galati Mamertino. Davvero emozionante. Molto emozionante. È un momento molto emozionante. Un'emozione meravigliosa, è bello, bello veramente. Quello del crocifisso è chiediamo spisso, a razzo Santissimo Crocifisso, in dialetto ovviamente. San Giacomo si fa viva viva San Giacomo, oppure in galatese si dice gramma amici e frate, a razzo produttori gli alati. Molti hanno visto la bellezza del nostro Cristo, quello che rappresenta per noi galatesi, e sono voluti venire di persona a vedere la festa, a vedere il volto del crocifisso, perché sai che vederlo di persona è tutta un'altra cosa. Quindi io vi ringrazio quanti ci sono venuti a fare visita intanto alla mia comunità e soprattutto ai nostri Tre Santi. Ringrazio voi per il servizio che fate. Un'emozione straordinaria. Sono delle tradizioni che veramente colpiscono il cuore. Ogni anno io non posso mancare, vivo queste feste con grande partecipazione. Tra l'altro posso dire che quest'anno l'emozione è ulteriormente rinnovata dalla mia seconda gravidanza, che amplifica ancora di più la sacralità della festa. La processione è un po' triste, no? Perché Gesù ritorna nella sua chiesa, l'immagine di Gesù, e quindi la festa finisce. Qua, come vedi, siamo una famiglia che da generazione in generazione ancora continua. È un momento importantissimo per tutta la comunità e lo si vede dalla piazza strapiena di gente. Un giorno particolare, un giorno che tutti i galatesi aspettano, e per me è sempre bello e emozionante portare in questo caso San Giacomo. Quella di San Giacomo. Ma è arrivato il momento di iniziare il nostro viaggio e di scoprire tutti i momenti più emozionanti e le interviste realizzate alla festa dei Tre Santi a Galati Mamertino. Inizia il viaggio. Buonasera a tutti e benvenuti in Piazza San Giacomo. Oggi è il giorno di chiusura della nostra festa dei Tre Santi. Sono stati 4 giorni abbastanza belli, pieni di festa, di iniziative. Adesso oggi 26 agosto andremo a chiudere proprio in maniera spettacolare questa festa dei Tre Santi. Tra poco alle ore 19 uscirà la processione, quindi i Tre Santi usciranno dalla chiesa madre e andremo di nuovo a effettuare tutto il percorso inverso che in questi giorni è stato fatto, quindi praticamente San Giacomo e San Rocco affiancheranno e accompagneranno il Santissimo Crocifisso nella chiesa di Santa Caterina, poi da lì San Giacomo accompagnerà San Rocco nella chiesa del Rosario e infine ci sarà l'ingresso solenne di San Giacomo in piazza San Giacomo, appunto nella nuova piazza, per far sì che le feste d'agosto verranno chiuse definitivamente. Il momento dell'uscita tra poco, che momento sarà? È un momento molto emozionante. È un momento che noi galatesi, le feste d'agosto, non solo questo momento, aspettiamo con grande emozione, con grande ansia e con grande gioia, perché ci riuniamo, tutti gli emigranti tornano a Galati Mamertino, quindi anche un momento di condivisione, un momento di gioia, dove non solo la festa, ma appunto è la festa che fa sì che si riuniscono le famiglie e si passi del tempo insieme. Durante la processione sentiamo dei gridi, cosa dicono in questi gridi? Sì, sono dei gridi che ormai, dei gridi storici che si tramandano da tantissimi anni, da generazione in generazione, dove praticamente andiamo a omaggiare i santi. Quindi c'è un grido tipico di San Rocco, un grido tipico di San Giacomo e un grido tipico del Santissimo Crocifisso. I tuoi fedeli figli conduci in cielo con te, i tuoi
Amici di Bella Sicilia, benvenuti a una delle feste più importanti della Sicilia, La festa dei Tre Santi. la Gala di Mamertino. Saranno delle grandi emozioni quest'oggi. Sì, grandissime, soprattutto per chi è proprio di qua, di Galati, e non solo, perché proprio è un senso di appartenenza ed è una gioia. Buonasera, io sono il Giuseppe Vicario, il presidente della banda Giuseppe Verdi Gala di Mamertino, una banda storica che ormai da 100 anni allieta le feste patronali, le nostre bellissime feste patronali. Parliamo di oggi, di cosa ci farete ascoltare durante la processione? Allora, normalmente, visto l'andatura dei santi, per la processione, queste tre processioni, questi 2 giorni, 25 e 26, sono processioni di circa 4 ore, quindi però non faranno tanta strada, ma cammineranno molto lentamente, quindi faremo delle marce cosiddette marce sinfoniche, che sono un tipo di marce con andatura più lenta per accompagnare l'andamento dei portatori che si muovono, diciamo, ondulatamente, e quindi faremo questo tipo di marce che sono delle vere e proprie opere d'arte. Le marce sinfoniche sono un tipo di marcia nata in Italia e nel sud Italia nei primi del Novecento e hanno un impatto, diciamo, molto bello per quanto riguarda le feste. Allietano le maggiori feste patronali in tutto il sud Italia. E noi la ringraziamo ed i momenti emozionanti della processione continuano. Grazie. La nostra banda musicale è di Ficarra,
ovviamente in provincia di Messina, e per noi è un enorme piacere essere qui oggi a Galati come ospiti. Ci stiamo divertendo tanto e cerchiamo di dare del nostro meglio. Un'esperienza unica per noi, ma soprattutto per le nuove reclute dei nuovi ragazzini che appunto stanno affrontando questa esperienza, e siamo tutti veramente felici di essere qui. All'angolo, Nello. Possiamo andare, Totò. E chiediamo Spin! Alla signora di destra! Amici di Bella Sicilia, benvenuti alla festa dei Tre Santi a Galati Mamertino. I momenti più emozionanti nel nuovo video, seguiteci fino alla fine. Diciamo che è una festa che si svolge nei due giorni del 25 e del 26 in momenti molto particolari. I momenti più importanti sono l'uscita da Santa Caterina con i due santi San Rocco e San Giacomo, che vanno a trovare il crocifisso e poi viene portato il crocifisso nella Chiesa Madre. Chiediamo prosperità, benessere per i giovani, un po' di pace nel mondo. Come possiamo descrivere questo giorno? Questo è uno dei giorni, cioè il giorno più importante per Galati Mamertino, perché i protagonisti che sono i Tre Santi sono l'esempio emblematico del nostro paese, l'esempio tradizionale, l'esempio religioso, l'esempio di socializzazione di tutti i galatesi che stanno fuori e ritornano tutti, e finalmente si riempie il nostro paese, che purtroppo d'inverno è quasi sempre svuotato e viviamo solo i pochi residenti ormai rimasti. Però è un giorno veramente molto emozionante e toccante per tutti i galatesi e anche i paesi limitrofi. Questo giorno per me è un giorno speciale, oggi è ancora più speciale, perché come avete visto sono venuto a fare visita alla mia comunità, un'infinità, non mi aspettavo così tanto affetto di sindaci, tantissimi onorevoli, assessori regionali, sono venuti da ogni parte della Sicilia intanto a onorare la nostra festa e soprattutto ad ammirare la bellezza del nostro Santissimo Crocifisso, una statua lignea di Traumino da Petralia, che è una festa che veramente sta crescendo di anno in anno. Oggi non mi aspettavo tutti questi sindaci, tutti questi onorevoli, non mi aspettavo neanche tutta questa gente che in questi giorni si è riversata. Noi, lo sapete bene, abbiamo fatto la discesa e l'incoronazione del Santissimo Crocifisso e il video vostro sta spopolando, e anche per questo magari molti hanno visto la bellezza del nostro Cristo, quello che rappresenta per noi galatesi, e sono voluti venire di persona a vedere la festa, a vedere il volto del crocifisso, perché sai che vederlo di persona è tutta un'altra cosa. Quindi io vi ringrazio quanti ci sono venuti a fare visita intanto alla mia comunità e soprattutto ai nostri Tre Santi. Ringrazio voi per il servizio che fate e ovviamente gridiamo spesso a razza Santissimo Crocifisso, e come diciamo anche noi gridiamo tutte quante a razza di Tre Santi. Grazie. Cosa ne pensate di questi emozionanti momenti? Lasciatelo scritto nei commenti. Ed il nostro viaggio a Galati Mamertino alla festa dei Tre Santi continua.
Ce l'ho giusto, tu a posto. Io buono, io giusto. Ed oggi un giorno dalle grandi emozioni qui a Galati Mamertino. Le tradizioni popolari e soprattutto quelli che sono gli elementi che caratterizzano i nostri territori, in questo caso una manifestazione religiosa che è unica nel suo genere e che mi ha visto anche presente nel 2020 quando ero sindaco della città metropolitana. Avevo promesso al sindaco di ritornare e ci sono venuto con grande piacere a vedere questa uscita anche dei tre santi, quindi Santo Rocco, San Giacomo e Crocifisso, un'emozione straordinaria. Delle tradizioni che lasciano ben sperare su un futuro, perché le tradizioni non vanno mai perse. Io ho improntato varie strategie di sviluppo locale sugli antichi mestieri e le tradizioni popolari, e quelle che sono le scuole degli antichi mestieri e tradizioni popolari rappresentano sicuramente un volano di sviluppo, ma soprattutto anche per preservare la nostra identità e le nostre radici. Quella deve essere la scommessa di un modello di Sicilia che attraverso le proprie identità rende poi unica anche quello che è un contesto complessivo, la filiera anche più generale dell'ospitalità e anche di quelle che sono poi gli elementi che caratterizzano le aree interne, la filiera dell'agroalimentare che rende ancora la Sicilia più unica. Del ritorno del crocifisso nella chiesa di Santa Caterina e la conclusione delle feste, anche questo è un momento importantissimo per tutta la comunità e lo si vede dalla piazza strapiena di gente anche degli altri paesi, degli altri paesi dei Nebrodi, e di questo certamente siamo orgogliosi come comunità e soprattutto come comunità feste. Oggi è il giorno della festa del crocifisso, ma la processione finale è la processione un po' triste, no? Perché Gesù ritorna nella sua chiesa, l'immagine di Gesù, e quindi la festa finisce. Però per chi ha fede la festa non finisce mai. È presente il Signore in ogni chiesa, crocifisso e risorto nell'Eucarestia, è presente nei fratelli che dobbiamo amare, che dobbiamo supportare, a volte sopportare con misericordia. Lì è presente Gesù. Che tutti i galatesi aspettano, e per me è sempre bello e emozionante portare in questo caso San Giacomo, quindi una fede particolare che è sempre bello e emozionante. E noi leggeremo i vostri commenti, quindi lasciate scritto un vostro pensiero dedicato alla festa dei Tre Santi a Galati Mamertino. Assessore, oggi presente a Galati Mamertino per questo momento davvero emozionante. Davvero emozionante, devo dire che per la prima volta ho potuto assistere all'uscita, oltre che alla messa, all'uscita dei Tre Santi dalla chiesa, ed è veramente stato un momento emozionante l'incontro tra San Giacomo e San Rocco che si salutano. Insomma, sono delle tradizioni che veramente colpiscono il cuore. E penso, cioè mi metto nei panni del visitatore, no? Noi siamo, alla fine conosciamo queste nostre tradizioni, ma ci emozioniamo, quindi io penso l'emozione che può provare un visitatore che viene proprio per conoscere storia, tradizione e cultura della destinazione che va a visitare, e noi la sappiamo raccontare bene attraverso queste nostre feste, diciamo, questa è una processione, una festa religiosa. Ci sono tante altre tradizioni che si
come dire, che sono in grado e capaci di raccontare quella che è la storia della Sicilia, e la Sicilia ha tantissimo da raccontare. Invitiamo tutti in Sicilia a vivere tutto questo e tanto altro. Tra l'altro a viverlo con la comunità, perché noi abbiamo proprio nel nostro DNA il senso dell'accoglienza, e oggi è anche questo che cerca il visitatore, vuole immergersi proprio nella comunità e avere questo rapporto, e noi siciliani in questo siamo davvero bravissimi. E poi guardiamo, se ci giriamo, questi momenti non capitano tutti i giorni, i galatesi aspettano un anno intero per questo giorno. Devo dire che sono stati 5 giorni di festa a Galati, perché ieri c'è stato un altro momento, l'uscita del crocifisso dall'altra chiesa, la chiesa dove sta durante l'anno. Quindi è veramente tanto, non è solo questo è uno dei momenti, ma ce ne sono tantissimi, quindi 5 giorni di festa a Galati, una piazza strapiena di gente, oltre ai galatesi anche tanti visitatori che provengono da tutte le parti. E sono dei momenti che toccano il cuore. Esatto. E seguiteci fino alla fine del video per vivere tutti gli emozionanti momenti che oggi Bella Sicilia vive e divulga a tutti voi, consapevoli del grande valore di momenti del genere. Ed ecco i tre santi in processione. Il Santissimo Crocifisso, San Rocco e San Giacomo sfilano per le vie del paese. E la processione continua. Ma che momento è? Guardate che spettacolo, la festa dei Tre Santi a Galati Mamertino. Davvero emozionante. Molto emozionante. Uno spettacolo. E si torna sempre per vivere questo momento, vero? Alle origini, a vedere i nostri amici, i nostri compaesani. È proprio stupendo. È un brivido. E grazie a Bella Sicilia, a Galati Mamertino, per condividere questi video nel mondo con le persone che ci guardano e che vorrebbero essere qui con noi. E la distanza diminuisce perché noi portiamo questo video a tutto il mondo, quindi siamo vicino a tutti. Yes. Vabbè, io sono Piera, faccio passare qua la santità.
Sassi. Occhio. A suonare per voi, amici veri, su suonate insieme a noi. La, 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 a cantare per voi, amici veri, su cantate insieme a noi. La, 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 Voce!
Amici di Bella Sicilia, un altro momento perché siamo andiati sotto il rifugio. Saliamo gli scalini questa volta. Saliamo. Saliamo.
crocifisso rientra nella chiesa Santa Caterina. San Rocco e San Giacomo, davvero uno dei momenti più emozionanti di sempre, quello vissuto oggi a Galati Mamertino. Cosa vi ha trasmesso questo video? Lasciatelo scritto nei commenti e noi ringraziamo tutti voi per essere rimasti in nostra compagnia fino alla fine del contenuto. Al prossimo video sulla pagina di Bella Sintonia.